Insieme per Belluno aveva dichiarato in una nota che avrebbe votato contro la delibera attraverso la quale si sarebbe dato il via libera alla costruzione di un nuovo supermercato in luogo dell'ex distributore Agip tra via Vittorio Veneto e Piazzale della Resistenza, e il sindaco Massaro ne ha annunciato il ritiro. Sarebbe stato un suicidio politico andare sotto, palesemente, nell'aula consigliare che dopo 2 anni di chiusura ha nuovamente riaperto le sue porte al Consiglio Comunale. Ma il dissenso in aula all'interno della maggioranza è proseguito, sempre con Insieme per Belluno, che alle prossime elezioni candida a sindaca della città l'attuale vice di Massaro, Lucia Olivotto. La decisione della giunta di non costituirsi parte civile in sede penale sulla vicenda della gara del gas non ha soddisfatto il consigliere Massimo De Pellegrin. C'erano i tempi per decidere per un atto dovuto nei confronti dei cittadini, del comune e dei suoi dipendenti, ha dichiarato. Prima della pausa del pranzo, da Palazzo Rosso è uscita l'ordinanza che riporta la pace in Piazza dei Martiri e in via Roma, dopo l'avvio dei lavori stradali lungo la traversa sud del Campedelle, che in questi giorni hanno creato dissapori fra i commercianti delle attività in centro. Fino al termine dei lavori è stata sospesa temporaneamente l'area pedonale sulla traversa centrale della piazza, riaperta al traffico con effetto immediato. Nel pomeriggio in Consiglio Comunale la riunione è ripresa per le votazioni singole delle 74 controdeduzioni al piano di assetto territoriale. I consiglieri del PD hanno dichiarato il non voto dei singoli punti e la votazione finale del documento. Compatti sull'astensione gli 8 consiglieri di Insieme per Belluno. La delibera è passata.